Caro Don Luigi, abbiamo ancora tutti in mente quando ci siamo ritrovati in questa chiesa per la celebrazione della tua ultima messa da parroco. Era il 30 settembre 2018. È stata un'occasione importante per ringraziarti e per fare memoria di ciò che di buono avevi lasciato qui a Colfosco. Oggi, dopo 3 anni, siamo qui di nuovo, nella chiesa che tanto amavi, per darti l'ultimo saluto. Sapevamo che nell'ultimo periodo la tua salute stava diventando sempre più instabile. Ciò nonostante, la tua morte ci ha trovati impreparati, anche perché hai sempre mascherato bene le tue fatiche per far sì che la gente non si preoccupasse per te. Oltre alla figura del sacerdote, siamo qui per salutare uno di famiglia, perché questo sei stato per noi e non mancavi mai di ricordarcelo. Colfosco era, o meglio è, la tua famiglia. E proprio perché sei stato uno di famiglia, hai condiviso gioie e dolori dei tuoi parrocchiani. Hai visto bambini nascere, crescere, formare famiglie. Hai dovuto anche salutare tante persone a te care. Entravi volentieri nelle nostre case e ci hai insegnato che anche mentre si mangia si possono fare discorsi seri. Un sorriso bonario era il tuo biglietto da visita. Abbiamo trovato in te una guida autorevole, sicura, operosa e onnipresente. A volte potevi sembrare spigoloso, quasi rigido, ma eri sempre improntato al bene della tua gente. Non bastano poche parole per fare memoria di 38 anni della tua presenza tra noi e lasciamo ad ognuno il far riemergere dalla memoria ciò che di caro porta nel cuore. Ora che sei nella pace del Signore, veglia sulle nostre vite e prega per noi. Noi sicuramente lo faremo per te. Ti affidiamo alla misericordia di Dio con le parole del Salmo: accoglimi, Signore, in te ho posto la mia speranza.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Carissimi confratelli sacerdoti, Don Andrea, vicario, tutti i confratelli, diaconi, consacrati, fratelli laici, siamo qui per pregare davanti al Signore per il nostro fratello Don Luigi D'Avanzo, sacerdote, per accompagnarlo con la nostra preghiera, espressione di fede, speranza e amore, accompagnarlo al Signore nel suo incontro definitivo con Lui. Prepariamoci alla celebrazione eucaristica, anzitutto chiedendo che il Signore purifichi il nostro cuore e ci renda meno indegni di celebrare i santi misteri. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Semprevergine, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Esaudisci con bontà, o Signore, le preghiere che umilmente ti rivolgiamo per l'anima del tuo servo Don Luigi, sacerdote, che nel tuo nome ha fedelmente esercitato il ministero. Possa ora allietarsi in eterno nella comunione dei tuoi santi, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Giosuè. In quei giorni Giosuè disse al popolo: Ora dunque temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Eliminate gli dei che i vostri padri hanno servito oltre il fiume e in Egitto e servite il Signore. Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire. Se gli dei che i vostri padri hanno servito oltre il fiume, oppure gli dei degli Amorrei, nel cui territorio abitate. Quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore. Il popolo rispose: Lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dei, poiché è il Signore nostro Dio che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Il Signore ha scacciato dinanzi a noi tutti questi popoli e gli Amorrei che abitavano la terra. Perciò anche noi serviremo il Signore, perché Egli è il nostro Dio. Giosuè disse al popolo: Voi non potete servire il Signore,
perché è un Dio santo, è un Dio geloso. Egli non perdonerà le vostre trasgressioni e i vostri peccati. Se abbandonerete il Signore e servirete dei stranieri, Egli vi si volterà contro e dopo avervi fatto tanto bene vi farà del male e vi annienterà. Il popolo rispose a Giosuè: no, noi serviremo il Signore. Giosuè disse allora al popolo: voi siete testimoni contro voi stessi, che vi siete scelti il Signore per servirlo. Risposero: siamo testimoni. Eliminate allora gli dei degli stranieri che sono in mezzo a voi e rivolgete il vostro cuore al Signore, Dio di Israele. Il popolo rispose a Giosuè: noi serviremo il Signore nostro Dio e ascolteremo la sua voce. Giosuè in quel giorno concluse un'alleanza per il popolo e gli diede uno statuto e una legge a Sichem. Scrisse queste parole nel libro della legge di Dio. Prese una grande pietra e la rizzò là, sotto la quercia che era nel santuario del Signore. Infine Giosuè disse a tutto il popolo: ecco, questa pietra sarà una testimonianza per noi, perché essa ha udito tutte le parole che il Signore ci ha detto. Essa servirà quindi da testimonianza per voi, perché non rinneghiate il vostro Dio. Poi Giosuè congedò il popolo, ciascuno alla sua eredità. Dopo questi fatti, Giosuè, figlio di Nun, servo del Signore, morì a 110 anni. Parola di Dio. Rendiamo. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo furono portati a Gesù dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù però disse: lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno dei cieli. E, dopo aver imposto loro le mani, andò via di là. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sei tu, Signore, mia parte di eredità. È il ritornello che abbiamo cantato insieme pregando il Salmo 15, su cui mi soffermo partendo per questa riflessione, per questa omelia. Questo Salmo, abbiamo sentito, letto proprio molto bene anche, questo Salmo è la professione di fede e insieme la preghiera di una persona, di un uomo che sa di poter contare soltanto sulla fedeltà di Dio. Non ha altre eredità. È un levita, probabilmente, della tribù di Levi. Non avevano eredità. La loro eredità era il Signore. Tu, o Signore, sei la mia parte di eredità. Di un uomo quindi che si fida del Signore, che cerca in Lui il proprio rifugio, che dice: il mio Signore sei tu l'unico mio bene. Pensate se quando uno riesce a dire questo è davvero un'esperienza spirituale molto forte. Un uomo guidato da questa certezza di fede e di speranza farà esperienza che il Signore lo sostiene per sempre, non potrà vacillare. Anzi, il Signore gli mostrerà la strada giusta, la strada vera e soprattutto gli donerà la gioiosa esperienza di una relazione buona, affidabile con Lui. Mi indicherà il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. È un brano di parola del Signore molto bello, il Salmo 15. E mi veniva di pensare, leggendolo e meditandolo, che l'esperienza spirituale e sacerdotale di Don Luigi può, credo senza esagerazione, può essere tratteggiata con queste parole che abbiamo appena ricordato. Fin da piccolo egli si fidò della chiamata del Signore, quella chiamata che è stata rievocata dal canto di inizio, che avete cantato, vocazione, e corrispose a questa chiamata, dando compimento, possiamo dire, a quella parola che abbiamo ascoltata nel Vangelo: lasciate e non impedite che i bambini vengano a me. Oggi è quasi difficile pensare che un bambino possa rispondere alla chiamata del Signore, invece è possibile anche oggi. Don Luigi, tanti anni fa, l'ha attuata. È andato, ha accolto la chiamata del Signore. Entrò da ragazzo in seminario, percorrendo tutto il cammino formativo fino ad essere ordinato prete nel 1956 da Monsignor Zaffonato, era lui vescovo a quel tempo.
I superiori dell'epoca videro nel giovane prete Don Luigi una persona affidabile e soprattutto idonea a svolgere un compito formativo, guidando ragazzi e giovani a scoprire un rapporto vero e buono con il Signore e con i fratelli. Videro queste doti tanto da affidargli in successione 3 importanti impegni educativi. Anzitutto come vicerettore alla scuola apostolica di Oderzo per 4 anni, successivamente per altri 3 anni come vicerettore del seminario vescovile di Vittorio Veneto e poi ancora a Oderzo come direttore dell'Istituto Missionario San Pio X per la Palestina, che tanti bravissimi sacerdoti ha generato. Il suo dovette essere certamente un servizio qualificato, dal momento che pur non essendo rimasto per molti anni vicerettore in seminario, io ho avuto modo di sentire molti preti che, parlando della loro formazione seminaristica, ricordavano appunto la presenza di Don Luigi, al punto che mi ero fatto l'idea che fosse rimasto vicerettore 10, 12 anni, 3 anni, però ha segnato la memoria di tanti seminaristi che poi sono arrivati preti. A 32 anni, quindi molto giovane, venne nominato parroco di Cozzuolo, dove rimase per 15 anni. Successivamente, nel 1980, gli fu affidata questa parrocchia di Colfosco, che guidò per ben 38 anni, fino al 2018, quando in seguito ad un crollo della sua situazione fisica venne accolto nella casa di riposo di Santa Lucia di Piave, che desidero ringraziare vivamente per la cura amorevole con cui Don Luigi è stato seguito. Lascio questo mondo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, scrive nel suo breve testamento spirituale. Mi affido all'infinita misericordia di Dio, lo ringrazio di avermi creato e fatto sacerdote senza mio merito. E ricordando il suo ministero dice con semplicità: qualcosa di buono spero di averlo fatto, ma purtroppo ho anche molte mancanze di cui chiedo perdono anche in questo momento a Dio, sempre buono, e a quanti possa aver offeso anche senza saperlo. E contemporaneamente esprime la sua grande riconoscenza ai suoi genitori e ai suoi fratelli ed esprime un pensiero di affetto a tutti coloro che ha avuto modo di incontrare nel suo ministero. Penso, dice, a tutti quelli che ho incontrato nel mio ministero e per quanto potrò li ricorderò in cielo. Un saluto particolare a Colfosco per gli anni trascorsi in questa parrocchia. Ed è evidente che si è creato un legame tutto particolare, che è stato ricordato da Emiliano all'inizio della messa, un legame tutto particolare con le persone di questa parrocchia, testimoniato non solo da queste sue parole, ma anche dalle parole che abbiamo ascoltato, ma anche dalla stima e l'affetto che io stesso ho percepito nei suoi confronti dai fedeli, dalle persone di Colfosco. Ma insieme a questi ricordi, Don Luigi, e mi ha molto colpito, ribadisce la sua totale confidenza e l'affidamento senza riserve al Signore. Tu sei, Signore, mia parte di eredità. Ecco, non con queste parole, ma con parole simili. Credo, dice, nella Chiesa e in tutto quello che insegna, metto nelle mani del Signore la mia anima e così prego. Ripeti, Signore, anche a me le belle parole. Oggi sarai con me in paradiso. Spero in te, Signore, amo te, Signore, credo in te, Signore. Chiudo gli occhi nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mi ha colpito che questo breve testamento spirituale si apra e si chiuda con l'invocazione alla Trinità, segno di quella confidenza e di quell'atteggiamento di affidamento semplice e totale di cui ho parlato.
Ebbene, siamo qui per unire alla sua anche la nostra preghiera. Accoglilo oggi in paradiso, o Signore, sii fedele alla tua promessa, realizza ciò che Don Luigi ha sempre creduto e sperato e ha comunicato ai fratelli, e cioè che tu sei veramente la nostra eredità più bella e più sicura. Tu sei l'unico nostro bene e credere in te è promessa e caparra di vita eterna. Apriamo ora il nostro cuore alla preghiera, una preghiera fraterna, espressione della nostra fede, della nostra speranza e del nostro amore. E ripetiamo ad ogni invocazione con fede: ascoltaci, o Signore. O Padre, ti ringraziamo per il dono di Don Luigi, che ha accompagnato per 38 anni la nostra comunità. Il suo cuore di pastore ha potuto veder nascere, crescere, compiere scelte, invecchiare tanti di noi. È nello scorrere semplice e a volte complicato della vita che ci ha insegnato a scorgere la tua presenza. Accoglilo, Signore, tra i tuoi servi fedeli. Accogli e perdona ciò che ha bisogno della tua misericordia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Padre, conosciamo di Don Luigi il forte attaccamento alla famiglia, in particolare ai suoi genitori e fratelli e sorelle. Sostieni i suoi familiari in questo momento di dolore e fa che tutte le nostre famiglie sappiano vivere di legami forti, costruttivi, di custodia premurosa, di perdono. Preghiamo. Ascoltaci. O Padre, ti ringraziamo per la capacità che ha avuto Don Luigi di far esistere a Colfosco tante associazioni, come espressione della vitalità di una comunità cristiana e civile. Ti chiediamo di essere capaci di mantenere vivo lo spirito di partecipazione, di collaborazione e di servizio per il bene di tutti. Preghiamo. Ascoltaci, O Padre, ti ringraziamo per la presenza di Don Luigi dentro le nostre case, per la sua convivialità nei momenti di festa, per la sua voglia di mettersi in gioco nella gioia. Questo suo stile ci ricordi che siamo chiamati a essere cristiani che sanno stare con gli altri nel condividere gioie e dolori, fatiche e speranze. Ci ricordi la dimensione gioiosa del credere. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Padre, tanto ha fatto negli anni Don Luigi per la crescita dei nostri bambini e ragazzi. Ha sostenuto la nostra scuola materna, ha dato spazio e fiducia a catechisti e catechiste. Lui stesso si dava da fare per la preparazione ai sacramenti. Fa, o Signore, che la nostra comunità continui a investire energie nelle nuove generazioni e nella loro crescita nella fede. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Padre, Don Luigi è stato una presenza assidua per gli anziani del nostro Paese, con le sue visite e con la sua preghiera. Sentiamo che questo è un appello urgente per tutta la nostra comunità, che vive in unità pastorale e che ha bisogno di risvegliare disponibilità per dire vicinanza e sostegno a chi è più fragile e solo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Padre, ora che è in cielo, nella tua casa, sappiamo che Don Luigi continua a vegliare su di noi e su tutta la nostra Chiesa diocesana. Sappiamo che il legame di affetto e di amore non si è interrotto.
anzi è diventato ancora più forte in te. Fa che come Chiesa siamo capaci di accogliere i tuoi appelli e di trasformarli in scelte per il nostro oggi. Preghiamo. Ascoltaci. Ascolta, Padre, nella tua bontà le nostre invocazioni ed esaudiscile, tu che vivi e regni col Figlio e lo Spirito Santo per i secoli dei secoli. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Invochiamo, Signore, la tua clemenza. Questo sacrificio umilmente offerto per il tuo servo Don Luigi, sacerdote, ora ottenga a lui, che nella Chiesa lo ha fedelmente celebrato, il perdono e la pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli, prendendo su di sé la nostra morte, ci ha liberati dalla morte e, sacrificando la sua vita, ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, cantiamo senza fine la tua gloria.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche del nostro fratello Don Luigi, che ha chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammetteli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia
vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Con una parola, uno sguardo, scambiamoci il segno della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Nutriti dai sacramenti della salvezza, imploriamo, o Dio, la tua clemenza. Dona al tuo servo Don Luigi, sacerdote, di godere in cielo della piena visione dei misteri di cui fu dispensatore sulla terra, per Cristo nostro Signore. Prima di procedere all'ultimo rito per il commiato, voglio porgere ai familiari di Don Luigi le condoglianze di tutti i presenti. Sono le sorelle, una sorella, due, tutte e due, una. Condoglianze anche ai parenti. C'è Tiziano, dov'è Tiziano? Rossetto, sei tu? Perché l'ho tormentato in questi giorni con telefonate. Condoglianze a nome di tutta la comunità che è qui presente, e voglio ringraziare anche voi che siete qui per pregare insieme, come quelli che magari attraverso le frequenze di Tenda TV hanno seguito le esequie. Uniamoci davvero in questo momento, che è un momento di fede e, come dicevo, di speranza, ma anche di amore e di comunione fraterna. Il nostro fratello Don Luigi, sacerdote, si è addormentato nella pace di Cristo. Uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, lo raccomandiamo all'amore misericordioso del Padre, accompagnandolo con la nostra preghiera. Egli, che nel battesimo è diventato figlio di Dio e nel sacramento dell'ordine è stato costituito dispensatore dei suoi misteri, possa ora partecipare al convito dei santi nel cielo. Accogliete la sua anima e presentatela al trono dell'Altissimo. Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Don Luigi, sacerdote, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo con Lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, o Signore, per tutti i benefici che hai donato al tuo servo in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apri a Lui le porte del paradiso. E a noi che restiamo qua giù, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e col nostro fratello, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore.
Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Dio